Circa un anno fa abbiamo ricevuto durante il servizio esterno fuori dalle scuole elementari una richiesta da parte di una signora che lamentava di subire violenze dal marito. Questa signora ha anche dei figli minori e quindi ci siamo attivati con le procedure previste dal Codice Rosso per l'iter. Abbiamo rintracciato la persona violenta alla quale è stato applicato il braccialetto elettronico e portato, accompagnato la signora con i figli in un centro di protezione per donne maltrattate e minori. Abbiamo effettuato un arresto con un'operazione congiunta con la Guardia di Finanza e dopo aver monitorato per mesi e mesi la situazione siamo riusciti ad arrestare sostanzialmente il soggetto che riforniva il pordenonese di sostanze di hashish, riuscendo a catturarlo dopo una resistenza pubblica ufficiale e traendolo appunto in arresto, scoprendo che appunto aveva all'interno della manica un mezzo pannetto di hashish con il quale aveva tentato di buttarlo via per eludere le indagini che però ormai erano chiuse. Il mio assistente Nico, un pastore dell'Agorai di 6 anni, è in servizio già da 4, i suoi teatri operativi sono i parchi pubblici, le scuole, i mezzi pubblici, ma anche operazioni di polizia giudiziaria anche su delega dell'autorità giudiziaria. Intanto lui è un'unità, io e lui siamo un'unità cinotecnica e quindi una città da addestramento per lavoro, per la ricerca di sostanze stupefacenti. Operazioni facciamo ad esempio anche su immobili in disuso, abbandonati, andiamo appunto in ricerca di situazioni di piccolo spazio, microspazio che riguarda appunto la materia della sicurezza urbana. È un rapporto, è un binomio oltre che di lavoro ma di affetto, è come fosse un familiare oltre che un collega di lavoro. Siamo sempre assieme praticamente.